Cesso partirà il 16 gennaio 2023, l'annuncio ufficiale è arrivato oggi da Cafarsetti, molte le esenzioni e i controlli che saranno eseguiti a campione da un plotone di 15-20 agenti. Il Comune di Venezia potrà decidere i limiti e le modalità degli affitti di appartamenti ai turisti. L'emendamento presentato dal deputato Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Mentre aumentano i contagi legati al Covid e quindi la richiesta di tamponi, l'ULSS 3 ha isolato 3 casi di vaiolo delle scimmie e 1 di Candida auris. Tragedia questa mattina a Jesolo, un 54enne è morto facendo il bagno, il mare era agitato, i soccorritori hanno stabilizzato ma una volta in ospedale non ce l'ha fatta. Presentati stamani a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia gli Stati Generali della Pesca che prenderanno avvio il 5 luglio da Chioggia. Presentato il rendiconto sociale INPS 2021, molti dati emersi che forniscono una fotografia del sistema economico e sociale del Veneto. Dopo l'annuncio da parte del Comune sulla chiusura del 40% di fontane a Venezia e Isole, l'interrogazione della consigliera Visman perché si riattivino quelle agli imbarcaderi a CTV di Murano. Buongiorno, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, il contributo d'accesso per i turisti che trascorreranno una giornata a Venezia senza pernottare partirà dal 16 gennaio 2023. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi dal Comune di Venezia, molte le esenzioni e anche i controlli che saranno eseguiti a campione da un plotone di 15-20 controllori. Dall'anno prossimo, per accedere a Venezia sarà necessario pagare un contributo d'accesso. Il provvedimento si inquadra nel sistema con cui il Comune intende regolare i flussi turistici in città. Il contributo sarà applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e quindi alle sole persone che non pernottano a Venezia. La data è stabilita, 16 gennaio 2023, le modalità sono state stabilite, le esclusioni anche, e quindi si parte con grande umiltà, con la certezza che sarà un sistema sicuramente complesso, sicuramente impegnativo da gestire, sicuramente innovativo, sicuramente pionieristico. Le prossime tappe sono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e in settembre la delibera di Giunta che stabilisce le soglie a cui sono poi agganciate appunto le tariffe che vanno dai 3 ai 10 euro come da regolamento approvato ieri. Il Comune sta anche pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura. Venezia resterà sempre aperta, ma superata una certa soglia di presenze che potranno essere diversificate nel corso dell'anno, si pagherà un contributo più alto. Il bilancio non ha bisogno di questi soldi. Queste sono una misura di incentivo e disincentivo che insieme alla prenotazione fanno sì che cerchiamo di far vivere meglio il turismo a coloro che vengono in visita alla città e meglio ai residenti di vivere nella propria città. Oltre ai residenti e a chi è nato all'interno del Comune di Venezia, il contributo d'accesso non si applica a chi a Venezia studia e lavora, chi deve accedere a strutture sanitarie, ai proprietari di immobili, i minori di 6 anni, i disabili e i loro accompagnatori. Entro certe soglie, che saranno deliberate dalla Giunta Comunale, non dovranno pagare nemmeno i residenti della città metropolitana e della Regione Veneto. Molti saranno i controlli, saranno operati da personale autorizzato in tutta la città, non più appunto come era precedentemente nel precedente sistema, solo appunto dove scendevano le persone dal treno o dall'autobus. I residenti ovviamente non saranno costretti in alcun modo a prenotarsi e sarà sufficiente esibire la carta di identità nel momento del controllo. Chi invece sarà richiesto di prenotarsi appunto sono le persone che vengono da fuori e che dovranno appunto registrarsi e prenotarsi e dichiarare eventualmente il motivo di esenzione, che sono quelli elencati nel grande regolamento che abbiamo appena approvato. Ovviamente chi dichiara il falso si assume la responsabilità della sanzione da parte del Comune di Venezia, ma anche il rischio di essere poi appunto chiamato a rispondere penalmente di dichiarazioni false. Per abituare al meccanismo di prenotazione e iniziare a testare il sistema, intanto dal 1 agosto saranno previsti sconti sui mezzi pubblici e sul circuito culturale a chi annuncerà la propria visita almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Si avrà la possibilità appunto di avere una scontistica non prenotando ma dicendo io vengo quel giorno. A noi servirà come esperimento in questi mesi per capire e per far iniziare a pensare alla gente che bisogna fare questo sistema.
Il Comune di Venezia potrà decidere i limiti e le modalità degli affitti degli appartamenti ai turisti. L'emendamento presentato dal deputato Nicola Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Molti i consensi, ma non mancano le polemiche. È un primo stop agli affitti turistici selvaggi a Venezia. È la prima volta che in Parlamento si riconosce la necessità di disciplinare la materia. L'emendamento al decreto legge aiuti presentato dal deputato veneziano Nicola Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Assegna al Comune la facoltà di individuare i limiti massimi temporali e di case che possono essere affittati ai turisti. Lo scopo è favorire locazioni di lunga durata e quindi la residenzialità in una città arrivata ai limiti dello spopolamento. La norma terrà comunque conto della funzione di integrazione al reddito di chi affitta un'unica abitazione. Quello che avviene in tutta Europa, avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Dappertutto c'è una disciplina. Si farà nelle principali città occidentali, ma la reazione di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari di casa, non è stata entusiasta. Stando all'ANSA, l'emendamento è definito liberticida dagli scopi occulti di dubbia costituzionalità, esasperatamente dirigista, di ottuse politiche punitive e che incrementerà gli affitti in nero e renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione. Diverso il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che rivendicando contributo e sostegno alla stesura dell'emendamento ha definito il turismo una risorsa fondamentale che però va regolata e regolamentata per trovare un equilibrio tra chi vive in città e chi viene a visitarla e salvaguardare così l'identità di Venezia. Esulta anche Giovanni Leone, tra i promotori di ATA, Alta Tensione Abitativa, che con il sostegno, tra gli altri, del regista Andrea Segre, quest'inverno aveva iniziato ad introdurre la possibilità di una norma del genere. A metà giugno, durante un'audizione in commissione alla Camera, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto aveva detto che la città è letteralmente snaturata dal turismo di massa e può risolvere i suoi problemi solo con una legislazione speciale che parta dalla limitazione agli affitti turistici. La commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva, è organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi e quindi comporta una forte elusione anche di quelle che possono essere le imposte. Mentre aumentano i contagi legati al Covid e quindi la richiesta di tamponi, l'ULSS 3 ha isolato 3 casi di vaiolo delle scimmie e uno di Candida auris. Oltre 170 operatori sanitari sono in isolamento, più 60 sospesi perché non vaccinati, di cui alcuni medici. 4.483 nuovi pazienti positivi al Covid registrati nell'ultima settimana e 8.316 persone in sorveglianza con un'età media di 48 anni. L'estate non ha arrestato il Covid, quindi la richiesta di tamponi, tanto da spingere l'ULSS 3 ad attivare un drive-thru al Palexpo di Marghera. L'incremento magari è dovuto dal fatto che la valutazione con il tampone viene fatta in maniera più mirata, perché chi si rivolge a noi spesso è sintomatico, però vuol dire che in questi giorni siamo arrivati a isolare anche oltre 1000 positivi. Questo è un grosso sacrificio, un grosso problema che dobbiamo affrontare con un'attenzione particolare alle linee di tamponamento, che noi stavamo mettendo un attimino in stand-by, vista e considerata la stagione, visto e considerato una serie di problematiche anche per il personale, e invece dobbiamo tenere attenzionati e naturalmente anche potenziare. Ma questo non è l'unico fronte su cui è impegnata l'ULSS 3, con 3 casi di vaiolo delle scimmie. Abbiamo isolato fino adesso in maniera certa solo 3 casi, abbiamo fatto tutte quelle che sono le misure di sanità pubblica necessarie e direi che il problema è sotto controllo. Ma in questi giorni è stato registrato anche un caso di Candida auris, un veneziano rientrato dall'estero. Abbiamo diagnosticato una Candida aurea. La Candida direi che è abbastanza comune tra di noi, il piede d'atleta è una delle cose che la contraddistingue, in questo caso è un fungo molto resistente ed è il primo isolamento che avviene nel Veneto.
Continuiamo con la cronaca, un'altra tragedia in spiaggia questa mattina a Jesolo. Un 54enne originario di Bucarest ma residente a Venezia è stato travolto dalle onde all'altezza di Piazza Trieste con il mare agitato. Inizialmente era stato salvato ma poi è morto poco dopo in ospedale. Stava nuotando vicino alla riva col mare mosso ed è sparito alla vista inabissandosi. Il 18 luglio avrebbe compiuto 55 anni. Sequestro da 440.000 euro a danno di 8 persone che emettevano false fatturazioni per la costruzione di un impianto a biogas, operazione della Guardia di Finanza. Emettevano false fatture per la costruzione di un impianto a biogas. La Guardia di Finanza di San Donà di Piave ha scoperto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia 8 persone, ora accusate di reati finanziari, dalla truffa per l'ottenimento di fondi pubblici all'emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. L'indagine è iniziata nel 2019 dalle verifiche nei confronti di un pluripregiudicato del Sandonatese e di 2 società cartiere a lui riconducibili. Dagli accertamenti è emerso il legame tra una di queste società e un'impresa agricola friulana che avrebbe ottenuto 200.000 euro dai fondi europei per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica da biogas, effettivamente costruito ma mai entrato in funzione. L'impresa avrebbe gonfiato i costi dichiarando una spesa più che raddoppiata rispetto a quella effettiva e riuscendo così a ottenere il massimo del contributo europeo. La truffa sarebbe stata portata a termine con la complicità dell'azienda cartiera sandonatese, che avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti e poi restituito il denaro all'impresa friulana con varie modalità. Le operazioni illecite sono state quantificate in 320.000 euro, l'evasione totale delle imposte e dell'IVA in oltre 150.000. Nell'indagine sono coinvolti 3 imprenditori friulani, 4 del Sandonatese, 1 trentino. Alcuni hanno già precedenti per reati simili. Presentati stamani a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia gli stati generali della pesca che prenderanno avvio il 5 luglio da Chioggia. Chioggia, Porto Tolle, Caorle, Venezia. Stanno per iniziare gli stati generali della pesca del Veneto, una 4 giorni dal 5 all'8 luglio organizzata dalla Regione per definire le linee strategiche per l'utilizzo delle risorse in arrivo dall'Unione Europea e aiutare lo sviluppo sostenibile delle imprese venete. È un settore che ha un'importanza strategica per il Veneto, per la comunità veneta, un'importanza di carattere economico, occupazionale, legata alla qualità del prodotto che poi arriva sulle tavole dei consumatori, ma anche da un punto di vista ambientale. Io vorrei poi aggiungere anche l'attenzione che dobbiamo avere a tutto il mondo della pesca e ai nostri pescatori, anche da un punto di vista del rapporto che gli stessi hanno con il territorio, con le nostre comunità. Fare il pescatore significa avere un legame profondo con la nostra terra, con il nostro mare, con le nostre lagune, avere una professionalità che è garanzia di equilibrio ambientale che poi si traduce anche in una ricchezza della nostra comunità, del nostro sistema economico. Nelle prime 3 giornate si discuterà di pesca e acquacoltura nelle acque interne, sostenibilità, programmazione europea, mentre nell'ultimo appuntamento, quello veneziano, si analizzeranno le proposte del distretto della pesca del Nord Adriatico per gestire le risorse relative alla pesca che saranno presentate dagli operatori. Sarà inoltre presentato il libro bianco della pesca. Vuole fare il punto su quanto vale la filiera della pesca e dell'acquacoltura in Veneto e nell'Alto Adriatico e anche proporre delle azioni concrete, delle linee guida per facilitare lo sviluppo di questo settore nei prossimi anni. Il Veneto ha delle caratteristiche distintive anche proprio per le valenze tipiche del suo territorio. Siete la prima regione per produzione di caviale, la seconda per produzione di vongole veraci e in generale avete una produzione di altissima qualità, cioè il valore unitario della produzione è estremamente elevato, ai primi posti in Italia, quindi anche sui mercati internazionali avete una proiezione molto interessante. Anche per questo si sta lavorando a livello europeo. La prossima settimana a Strasburgo daremo il via libera al residuo importo dei FEAMP, quindi il FEAMP precedente, che sarà utilizzato per il compenso del fermo pesca e dei costi aggiuntivi supportati dai pescatori e dagli acquacoltori nel periodo dall'inizio della guerra in Ucraina. Una piccola battaglia che abbiamo raggiunto è quella invece di estendere a tutti gli Stati membri, perché tutti hanno avuto il problema del rincaro dei prezzi. Quindi sono battaglie piccoli passi, ma che ci stanno portando nella giusta direttiva.
Uno dei temi degli stati generali di martedì a Chioggia sarà la moria di vongole nella laguna di Chioggia, un allarme lanciato da pescatori di CIA Veneto e di cui si occupa la prossima puntata del nostro settimanale Agricoltura Veneta. Cosa sta succedendo qui? Sta succedendo che l'aumento di salinità sta cambiando proprio l'ambiente lagunare e per noi allevatori significa che si fa difficoltà a continuare ad allevare la vongola. La vongola veneta è in pericolo. L'allarme lo stanno lanciando gli allevatori della laguna di Chioggia che denunciano una diminuzione dell'80% del prodotto pescato. Conseguenza dei cambiamenti climatici accentuata dalla siccità di questi mesi che ha reso più salata la barena e di conseguenza la sparizione della vongola a fronte del dilagare di molluschi e di altra fauna di mare aperto. Stanno arrivando delle specie nuove e con queste purtroppo qualche predatore. C'è stata un'esplosione di murici, che poi sono questi animali, che sono dei pesanti predatori della vongola, è difficili da gestire e che hanno portato a questa contrazione, diciamo, della produzione. E questo è l'esempio di come si stanno moltiplicando questi molluschi a discapito della vongola e di conseguenza di tutto l'indotto economico relativo. Quanto fatturato si perde qui in questo tratto di Laguna Veneta? Guarda, non è semplice fare una stima dei valori, ma sicuramente parliamo di decine e decine di milioni di euro fra produzioni e attività indotte. Sono oltre 500 le famiglie che vivono di questo settore della pesca veneta sempre più in crisi e che, adattandosi al cambiamento climatico, ora stanno sperimentando in laguna l'allevamento delle ostriche. Tutto questo potrebbe risollevare in parte l'economia? Potrebbe risollevare in parte l'economia perché la laguna di Venezia si presta a questo tipo di allevamento. Dovremo superare delle difficoltà più che altro amministrative e burocratiche. Perché la concessione demaniale prevede l'esclusivo allevamento solo di vongole. Problemi ambientali e inghippi burocratici che Pescagri porterà ai prossimi stati generali della pesca a Chioggia. Come CIA Veneto continueremo a fare pressione affinché venga modificata la carta ittica per l'inserimento dell'ostrica tra le specie coltivabili all'interno della laguna di Venezia. Ma la marinizzazione della laguna è un tema, sottolinea Pescagri, che già da tempo è su tutti i tavoli della politica. L'importante è che ci si alzi da questi tavoli con delle soluzioni. A volte non è così. Presentato il rendiconto sociale INPS 2021, molti dati emersi che forniscono una fotografia del sistema economico e sociale del Veneto. Produzione superiore al pre-pandemia come le entrate contributive e le aziende in attività, cassa integrazione e fissi in calo, gli elementi principali del rendiconto sociale 2021 dell'INPS Veneto dimostrano come il 2021 sia stato l'anno della ripartenza nella nostra regione più che nel resto d'Italia. Quindi un Veneto che nel 2021 è ripartito anche abbastanza forte. Naturalmente sappiamo bene che questa fotografia, anche se scattata pochi mesi fa, quindi con un periodo che si è chiuso pochi mesi fa, come dire, il quadro si è improvvisamente poi offuscato per effetto delle nuove criticità che sono insorte, il tema innanzitutto purtroppo del conflitto e il tema poi della scarsità nell'approvvigionamento di alcune materie prime e il tema poi dell'inflazione. Sul fronte delle pensioni si conferma un lieve costante incremento, oltre 1.663.000 pensioni liquidate, ma uno scarso appeal di quota 100 con solo 11.240 prestazioni con questo accesso agevolato. Significativo anche il dato relativo al reddito di cittadinanza, che smentisce la Vox Populi di provvedimento responsabile della difficoltà di reperire manodopera da parte delle aziende. Le domande sono in calo, 37.513 rispetto alle oltre 61.000 dell'anno precedente. A fronte di una popolazione che rappresenta il 10% di quella nazionale, il reddito di cittadinanza in Veneto è chiesto da una percentuale molto più bassa. Nel 2019 si era partiti da un 3,8% del totale nazionale, in questo momento siamo, nel 2021 è stato chiesto nel 3,2% dei casi, ma posso aggiungere che nei primi mesi del 2022 questa percentuale è scesa ulteriormente. Adesso siamo attorno al 2,8%. La spiegazione che ci siamo dati è che probabilmente nel tempo, anche per effetto di controlli che si sono percepiti come essere molto più stringenti di quanto probabilmente qualcuno poteva pensare, le persone che chiedono il reddito di cittadinanza progressivamente e sicuramente in Veneto sono persone che hanno effettivamente i requisiti per poterlo chiedere. Nel 2021 sono state oltre 3.000 le revoche del reddito e oltre 10.000 i nuclei familiari decaduti dal diritto.
Dopo l'annuncio da parte del Comune sulla chiusura del 40% di fontane a Venezia e isole per far fronte all'emergenza idrica, la consigliera comunale 5 Stelle Sara Visman ha depositato un'interrogazione rivolta agli assessori De Martini e Zaccariotto perché si riattivino le 2 fontane agli imbarcaderi ACTV di Murano Faro e Murano Museo. È stato deciso, si legge, di chiudere 61 delle 155 fontane del centro storico e isole, specificando che sarebbero rimaste comunque attive tutte quelle collocate in prossimità degli imbarcaderi, cosa che non è avvenuta per queste 2 fontane. Si chiede quindi se questa scelta sia stata figlia di una valutazione superficiale e frettolosa, se si considera urgente rimediare ripristinando subito il funzionamento, visto il passaggio frequente di persone che si dissetano. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ci aspetta un weekend all'insegna dell'anticiclone africano con caldo e afa alle stelle. Vediamo il dettaglio di sabato 2 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, cielo in prevalenza sereno in pianura. In montagna da sereno a poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso delle cime nel corso del pomeriggio, ma innocuo, non sono infatti previste piogge degne di nota. Venti localmente moderati da nord-est, temperature in aumento. Le minime infatti saranno comprese tra 16 e 24 gradi. Le massime oscilleranno tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno. Sui monti nel pomeriggio possibilità solo di qualche annuvolamento. Soffierà Borino che farà salire la temperatura ma scendere anche un po' l'umidità. Temperature minime sui 20-25 gradi, massime intorno ai 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni stabili, il tempo sarà soleggiato e il cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.